Bundimularie! Sapeso che il furlan ha una delle letterature più antiche e signores fra le lingue minoritarie d'Europa? Beh no, venite con me allora, che voi o la ringa scuviergi qualchidun fra i scrittori più bulos. E che l'hai finta l'ultimo, che insomma, us velerai una scovierte incredibile, fatte su un ton dei nostri autori. Tachin con un saltutto in daur, a San Denel, dal 1529, quando al nas Jaroni Sini, poeta, orator e mestri avencion. Jaroni aveva scritto tanti poesie in marilenghe, quasi tutti la dispierdudis, fra che essere stadis, une e io ne maravè. In laude delle lenghe furlane, dulac al proteste, disin che al para al mont, cu cui cu scrifi in rime, al sei tenuta falu par toscan, se pur cui cu compon napolitan, lombard o d'altre tiare o d'altri clime. In sostanze, al diseve sia mis letteras, furlans scriveit par furlan, un invit sclet adoprà la lenghe mari in letterature, e no dome che il tosco veneto, che si era diffondut sot vignesie. Un tiputculo lenghe sclet il nestri Jaroni, no mo? Rientrint al 600 e qui chiatino il Conte Hermes di Coloret, il Dante Alighieri delle lenghe furlane, nasciuto al 1622, Hermes di fantat alla Rain Toscane a fa il Dumbli, il paggio partalian, al Granduche e poi a Vienne come capitano imperiale e comanderà anche nas venezianis in Dalmazie, che però non era vite. La invoere? Ma se pericol. D'accordo? Un ambiente fals e adatto per i durs di intelletto, al diseve. Tammior la paz de campagne e la ville di Guriz, d'ogni codroi, dula che si ritira prin dai 40 anni. Lì, fra Praz, Viz e Amis, scriverà più di 200 poesie per furlan, ispirate di Polimie, una giovine biele, tanche dome il cil e faseve di Quintripont. Purtroppo, però, non arriverà mai a conquistarle. Puer Hermes. Restin in mota al 600, che ho i gusti di Fevelaus di Eusebi Stele, un poeta particolare, parce mai po? Intanto chincul di Caliere di Spilimberg e che componeve no dome per furlan, ma anche per spagnol, e disin anche che doprave un lengaggio ingegnoso ma un evore colorito. L'argomento principale de sos operis? La sfera sessuale. Il problema, aliere, che tal si scende, la quintri riforme, amenava io fuori con la censura. E così Eusebi all'estate leddis quindon partantin. Pensai che dome tal 1973 hai saltate fuori una raccolte di due chi si è scris. Fondamentale per nostre letterature e gli stade, tal vocent, una femmine di Manzan, che amava scrivi come anche fumal sigar. O soi da ora fevelà di Catarine Percude, che non è stato un uomo scrittore, ma anche un imprenditore di successo. Con di più, Catine si interessava un evore di politiche e in particolare di emancipazione femminile, argomento che per epoche aliere quasi fantascienze. E poi ha contribuito in modo fondamentale, con la sua prosa perfetta, a nascite delle lingue scritte di riferimento. De sos operis us consegna Conte li stris di Germania. La più moderna e anticonvenzionale, un spettacolo. Ma tal vocent ovvin un altro superstar, Pieri Ciorut, originari dal Gurizan. Ciorut all'estate il pari dal Strolik, un vero bestseller di K-Teams, un lunare di sacchette con informazioni agraris, astronomicis e religiosis, un evore utilis per in pratica un'app per telefonins, ma di chiarte. In case librus avviazzavano anche gli sposi di Pieri, tan popolars che è diventato il poeta dal Friul per eccellenza. Par solit, Pieri aveva un'ande comiche, ma quando voleva, sapeva toccare gli sguardi più profondi del lettore. E come vecchio spila scovierte che è state fatte di resin. Alle venuto fuori che Ciorut era un dei autori preferiti dal poeta Giosuè Carducci. Quando era malinconico si faceva lei di un suo amico furlan le poesie plovisine. E tutto in un colpo al tornava allegre. Plovisine minudine, ligerine, tu vensiu cusicidine, senza tonse senza lams, e tu das di bevi i chiams, plovisine fine, ligerine. Allora, Frus, trops di questi autori conoscevi già? Lasciate un commento e se offracai in time sul polear o torneremo con un video dedicato ai scrittori pluriresins. Mandi!